Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura la politica con i deputati del gruppo di Forza Italia all'Ars che hanno espresso la loro preoccupazione riguardo alla risoluzione presentata dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia per la proroga dei contratti dei cosiddetti precari Covid, nonostante il previsto buco di circa 400 milioni di euro nel 2023 per la gestione dell'emergenza Covid da parte del precedente governo regionale. Secondo i deputati di Forza Italia, continuare a promettere proroghe e stabilizzazioni ai precari è inopportuno e rischia di aggravare la già difficile situazione finanziaria dell'assessorato alla salute. I forzisti hanno invitato i colleghi di Fratelli d'Italia al dialogo con il presidente della regione e a rivedere la loro posizione sulla risoluzione che potrebbe compromettere la tenuta della maggioranza. Si chiude la vicenda processuale per l'ex governatore della regione siciliana ed ex leader dell'MPA Raffaele Lombardo. La Cassazione ha infatti giudicato inammissibile il ricorso della Procura Generale di Catania contro la sentenza del 7 gennaio del 2022 che lo ha assolto dalle imputazioni di concorso esterno alla mafia perché il fatto non sussiste e di reato elettorale aggravato dall'aver favorito la mafia per non aver commesso il fatto. Il procuratore generale della Cassazione aveva chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado. La scuola elementare Ruggero VII di Castelvetrano, che Matteo Messina Denaro ha frequentato da bambino e che si trova vicino alla casa della sua famiglia, potrebbe essere intitolata al piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito Santino, rapito a soli 12 anni, ucciso e poi sciolto nell'acido dopo 2 anni di prigionia. Messina Denaro è uno dei responsabili del sequestro e del successivo omicidio insieme a Giovanni Brusca. La proposta di intitolare la scuola alla giovanissima vittima di Cosa Nostra è stata avanzata dal presidente della sezione di Marsala dell'Associazione Nazionale Magistrati Fabrizio Guercio con il sostegno del procuratore della Repubblica Fernando Asaro. Nella serata di ieri si è verificato un incendio in un deposito di mobili situato nella contrada Murazzo Rotto di Randazzo in provincia di Catania. Al momento le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Quello che si sa è che il fuoco si è rapidamente diffuso all'interno del locale generando una grande quantità di fumo. Per fronteggiare l'emergenza sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Randazzo e alcuni volontari di Lingua Glossa, oltre a un'autobotte e un mezzo di supporto logistico inviati dalla sede centrale di Catania. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20.